Siamo stati nelle zone colpite dagli eventi atmosferici di questi giorni e abbiamo raccolto le testimonianze partecipando prima alla conferenza stampa e alla riunione operativa delle autorità del Bellunese, compreso il presidente Zaia, e poi abbiamo visitato e raccolto le testimonianze in Agordo, a Cencenighe, a Dalleghe e a Caprile. Ci troviamo all'eliporto di Belluno, dove è in corso una riunione operativa della Protezione Civile con la presenza dell'assessore Bottacin, del prefetto e di altre autorità per fare il punto della situazione. Abbiamo attivato un'unità di crisi ancora domenica, quindi sto partecipando a tutte le riunioni da domenica mattina, per cui anche questa assolutamente sì. La situazione ancora presenta criticità per quanto riguarda l'acqua, in alcuni casi mancano proprio gli acquedotti, sono stati travolti centinaia di metri di linea di acquedotto in alcuni paesi, l'energia elettrica manca ancora in 5.800 utenze e la viabilità naturalmente è ancora precaria, perché con questi eventi abbiamo avuto una serie di dissesti che si sono messi in moto e quindi la Gordina è raggiungibile più o meno dappertutto, ma con mezzi massimo di 20 tonnellate e questo ovviamente limita l'accesso ai veicoli più grossi, ai mezzi più grossi. Ovviamente si sta facendo tutto il possibile per ridurre i tempi al minimo per il ripristino alla situazione che almeno di normalità per i cittadini che ancora sono senza acqua e senza luce. Si sta dando tutto il supporto possibile. Ieri in unità di crisi abbiamo chiesto a Viveracque, che è il consorzio dei vari gestori dei servizi idrico integrato, di dare tutto il massimo supporto a BIM GSP, che è il gestore invece bellunese. E stanno arrivando sono in viaggio due potabilizzatori, per esempio, forniti da ERA. Da Acegas in realtà, sì, vabbè, il gruppo ERA comunque. E quindi abbiamo chiesto appunto di garantire questo supporto anche per creare laddove le opere di presa sono scomparse o dove sono scomparsi lunghi tratti di acquedotto, eventualmente con delle vasche provvisorie che vengono alimentate dalle autobotti, ma almeno il cittadino apre il rubinetto e si trova l'acqua in casa. Senti, le 93 persone ancora evacuate, sono dove le avete messe? Intanto sono in vari comuni. Le evacuazioni non sono tutte nello stesso posto. E il maggior numero mi pare siano quelli di Perarolo, poi ci sono quelli della frazione che erano stati evacuati a seguito dell'incendio della frazione di Teivon a Gordino, poi ce n'è qualcuno nel Feltrino, qualcuno in Alpago, qualcuno in Cadore, insomma è un po' sparso in giro le evacuazioni. Ecco, in arrivo l'elicottero con il presidente Zaia. In arrivo l'elicottero col presidente Zaia e a pochi passi da noi adesso sentiremo anche il suo parere sul disastro che è avvenuto qui nel Bellunese. Scusate, grazie. Ciao, buongiorno. Perché Dopo, come ha detto il Presidente. sono 2 ore che siamo in aria. Ma il sistema burocratico sarà semplificato per il passo successivo? Allora, io lavoro per questo. Devo dire che ho trovato una grande disponibilità in questo governo su queste problematiche. È un lavoro non immediato, ma quello che possiamo fare me l'ha chiesto il Presidente Zaia e lo faremo nell'ordinanza di protezione civile. Io mi assumo tutte le responsabilità, perché dovete sapere che nella ordinanza che faremo metteremo tutta una serie di deroghe al codice degli appalti riguarda gli adempimenti, alle formalità. Prenderemo gli articoli che abbiamo inserito per Genova e li metteremo qui dentro, perché è evidente che c'è una lacuna nel quadro normativo di riferimento relativamente alle norme da utilizzare per l'emergenza.
anche un'altra cosa, che Enel ha sospeso il pagamento delle bollette e penso che ai gestori chiederemo la stessa cosa, perché i gestori telefonici che non forniscono il servizio hanno comunque da rispondere ai nostri cittadini. Io chiuderei qui, grazie ancora. Presidente, il Vajont, Uno alla volta però, ragazzi. Il Vajont e poi il 66 l'alluvione e il terremoto in Friuli. Questo evento molto più allargato è più grave, verrà affrontato in maniera diversa, in maniera più concreta. Ma guardi, cambiano i tempi, nel senso che siamo nel 2018, quindi abbiamo mutuato la grande esperienza del 2010 per quel che mi riguarda. Abbiamo capito dei modelli nella prevenzione, ma essendo stato anche commissario nel 2010 dell'alluvione con 235 comuni alluvionati e 10.040 famiglie e imprese, ho visto che ci sono assolutamente delle attività che si possono fare per essere molto più rapidi, ad esempio essere federalisti nell'applicazione delle risorse sul territorio, quindi fare in modo che sia direttamente il sindaco che liquida con velocità e interviene con velocità. Grazie. Siamo appena usciti dalla sala dove c'è stata la riunione operativa della Protezione Civile, dove c'è stata la conferenza stampa con il Presidente Zaia e Borelli Presidente della Protezione Civile, e adesso partiamo per una ricognizione delle zone per vedere quali sono i disastri fatti da questo tempo. Siamo arrivati ad Agordo, siamo in piazza ad Agordo in una giornata splendida e sembra quasi impossibile che sia successo il disastro che è successo qui intorno. Naturalmente la città di Agordo, la popolazione dell'Agordino sa tirarsi sulle maniche, sa fare di modo che la viabilità sia stata ripristinata in poco tempo, grazie agli agordini, grazie al volontariato, grazie alla protezione civile e a tutte le persone che sono intervenute. Grazie anche al nostro Presidente Zaia che ha messo in moto la macchina, una macchina da guerra per ritornare alla normalità. Arriveremo alla normalità fra poco. Qui siamo sul ponte del torrente Cordevole e guardate qui sotto cosa c'è. In questo momento, a qualche giorno dall'alluvione, dal disastro che si è verificato, guardate cosa c'è ancora qui sotto e quanta paura fa questa violenza dell'acqua che sta scendendo dalle montagne. La paura degli abitanti di queste zone è che ci sia una nuova ondata di maltempo e che si possa rivivere quello che è stato il disagio dei giorni scorsi. Siamo arrivati in piazza Cencenighe e cerchiamo qualche testimone che in questi giorni ha vissuto la tragedia che è successa qui nell'Agordino e abbiamo trovato questa bella signora. Grazie Elena. Elena e il marito? Sì. Massimiliano. Massimiliano, bene. Vorrei chiedere a Elena, voi che avete vissuto fin dal primo momento, penso, la paura, del disastro che stava succedendo, sì. Come l'avete vissuto? Paura. Panico, perché c'era un vento pazzesco, lampi e niente, paura che volesse via il tetto, proprio una cosa allucinante. E voi dove abitate? Qui vicino? Ad Avoscan, qui vicino. E qui cosa è successo? Praticamente scendeva l'acqua dalla montagna? Ma qui scendeva l'acqua dalla valle del Biois, il torrente si è riempito e si è alzato di livello in modo esagerato e quindi si è riempito anche qua la piazza, sì. E come la gente del paese, come ha reagito al disastro? Ha reagito bene perché i soccorsi, quando è successo che cominciava a venire giù tipo una frana nel torrente, sono venuti i carabinieri, i volontari e hanno allertato tutta la gente di qua del posto per metterla in posto sicuro verso l'alto, se no poteva succedere come nel 66 un'alluvione di grandi dimensioni e poteva succedere qualche vittima o poteva succedere qualcosa di grosso, insomma, di esagerato.
Perciò qui avete avuto danni materiali, però non danni alle persone. No, per fortuna no. No. E i danni materiali avete il sentore di quanto possono ammontare? Ma Di vari milioni, penso perché di sì. hanno fatto un po', hanno costruito le piste ciclabili, hanno costruito un attimo le cose per il turismo, per l'estate, per tutto il futuro e purtroppo il tempo ci ha portato via tutto, insomma, l'acqua. Il vento. Ecco, salendo oggi con una giornata di sole abbiamo fatto un percorso splendido perché illuminato da questa atmosfera straordinaria. Non sembra neanche che sia successo una tragedia da far paura, da far venire l'ansia, il terrore addirittura, e invece questo è successo. E invece il giorno dopo, il martedì, dopo che è successo quello che è successo, faceva paura. Vedere tutti gli alberi caduti, l'acqua, i detriti che hanno invaso le case, le strade, impressionante. Gli anziani che reazione hanno avuto? Poverini, certi si sono ritrovati anche senza il tetto. Sopra la testa, sì. E sono stati accolti ad esempio sul San Tommaso nell'albergo che c'è lì in piazza e stanno lì, poverini. Allora, abbiamo qui un abitante della zona, si chiama? Io mi chiamo Corrado. Praticamente era esondato il torrente Biois, qua non c'erano gli argini, in mezzo al ponte qua c'era un pilastro che ha bloccato la legna, diciamo i tronchi, è esondato e il torrente correva di là. Qua praticamente si era formata una diga di materiale, di alberi, che arrivava fino sopra quel terrazzo là. Qua la piazza era piena di materiale, ma è una roba incredibile. Se voi vedete anche le foto, questa volta ci ha graziato perché hanno fatto delle arginature più alte, hanno fatto il ponte a una campata unica e per fortuna i due torrenti, il Biois e il Cordevole che arriva di là, sono riusciti a defluire normalmente, ma hanno detto che la portata d'acqua era maggiore questa volta rispetto al 66. Però hanno fatto quello delle che opere. stavi raccontando era il 66. Sì, attualmente invece siamo stati graziati perché i torrenti hanno tenuto, gli argini hanno tenuto, hanno portato via l'acqua e per fortuna qua siamo rimasti indenni. Però avete vissuto momenti di terrore. Sì, perché verso le 10 di sera qua praticamente il torrente usciva 20 centimetri prima di esondare e praticamente ha smesso di piovere e è cessato il pericolo verso le 10 di sera. Qua avevano bloccato, hanno evacuato tutta la gente, qua l'hanno portata in alto e per fortuna ha cominciato a smettere di piovere, però il vento ha fatto i danni. Più a nord, voi andate verso l'abitato di Roccapietro e là veramente hanno i danni. Il vento ha buttato via dei boschi interi. Qui siamo ancora in centro a Cencenighe, vediamo che i volontari stanno pulendo le strade, si sta intervenendo per rimediare alla situazione critica che si è fatta. Qui vediamo che c'è ancora un mucchio di fango. Signora, può venire? L'acqua è arrivata fino al tetto del garage lì, penso. Poco sotto c'è il segno lì. Fino alla maniglia sicuramente. Fino alla maniglia, sì. Bene, avete vissuto dei momenti Terribili, anche brutti, terribili, molto sì. brutti, sì. Bene, adesso però ho visto che vi state riprendendo un grande Piano lavoro. piano, ma Grazie ai volontari, grazie a volontari, voi. Grazie a tutti, sì. Ma Grazie, anche lavoro bravi. Siamo sul ponte del torrente Cordevole e vediamo la potenza dell'acqua che passa e che porta ancora via tutto, porta via tronchi, porta via le rive del torrente e fa ancora paura oggi. Immaginiamo qualche giorno fa cosa poteva suscitare questa tremenda ondata di maltempo che c'è stata nella zona, creando delle frane che hanno portato via tutto, ma anche i danni che si sono verificati con la caduta degli alberi anche in una posizione così tranquilla. Lo sradicamento di 2 pini hanno creato dei disagi e delle situazioni particolari
di disagio, hanno rovinato, hanno fatto danni, hanno creato magari momenti di tensione e di paura. Guardate lo sradicamento che ha fatto il vento su questo pino. Non so se ti porta lui. Ora, qui siamo di fronte al palazzetto del ghiaccio di Alleghe e questo è il fiume, questo è il lago di Alleghe. È il torrente Zunaia, Zunaia. che ha inghiaiato tutto, perché vede quanta ghiaia che ha portato fuori. Certo, certo. Pazzesco. Lei ha vissuto quei momenti proprio di paura. Purtroppo. E ha vissuto anche nel 66. Anche purtroppo sì. La differenza da allora? Da allora... Lei era piccola, non si ricorda? No, non ero tanto piccola. Avevo un bambino piccolo di pochi mesi, e ero terrorizzata, che sentivo lì che veniva giù dal Monte Piz gli sassi che rotolavano, che facevano un rumore pazzesco, pauroso, ma era tanta l'acqua allora e purtroppo aveva nevicato in alto, no? E si era sciolta l'acqua, che era l'ora là del 4 novembre, 5 novembre era. Pensava Faccio mai da di mangiare. vivere No, non questa avrei pensato di esperienza? rivivere un'altra alluvione. No, troppo drammatico, troppo spauroso. Abbiamo vissuto proprio una notte di paura. Sì. Allora, a parte il disastro che è venuto il lunedì sera, che era un'apocalisse vera e propria, perché potete immaginare che qua luce non ce n'era, c'era tutto che volava e le acque che si ingrossavano a vista d'occhio. Noi abbiamo provato a cercare di vedere, di sistemare, tenere un po' sotto controllo tutto, praticamente quasi impossibile, e ci siamo trovati la mattina in una devastazione completa, senza corrente, la gente col panico e niente, e senza comunicazione, che è la cosa principale, perché noi telefoni ancora adesso, certe compagnie non ci danno neanche segnale, e allora comunicare con l'esterno era impossibile. Qui questo letto del fiume era pulito. Era pulito. Questo qua d'inverno si usa come letto per posteggiare per gli impianti. Questo qua è di solito è circa 2 metri più basso, qua è tutto libero, qua sotto si camminava sotto il ponte, come quel ponte su sopra là che si cammina per andare a prendere gli impianti. E tutta la ghiaia è venuta giù dal Monte Civetta e dal Coldai. Dal Monte Civetta e Coldai è scesa tutta questa frana e è riempito tutto. Adesso è ancora poco perché è stato portato, spostato. Lei deve immaginare che l'acqua era a 20-30 cm a filo dell'argine. Qui avete l'energia adesso? Adesso come adesso? Dai generatori? Solo esclusivamente generatori. Solo generatori. Non c'è corrente sia dall'alta tensione che dalla media tensione, siamo completamente scoperti. Perché abbiamo una devastazione unica, abbiamo tralicci caduti, distrutti, cavi a terra. Questa mattina sono partito con l'ispettore dei Vigili del Fuoco di Verona che sono venuti qua per aiutarci. Andiamo a controllare sia le parti idriche, così per il momento suoniamo a posto, però quello che parte elettrica abbiamo linee alta tensione, media tensione a terra, completamente a terra e ci vorrà molto tempo di sistemare tutta questa roba qua. Diciamo che ci mettiamo tutto l'impegno per riprenderci, sarà una cosa molto difficile perché chiaramente la devastazione è unica. Qua avevamo dei boschi che era tutto verde, era la nostra bellezza, il riflesso del bosco che riflette sul lago. Questo qua è in parte distrutto, ci vorrà anni per sistemare, anche perché abbiamo, la nostra preoccupazione anche adesso, le temperature mite, però novembre di solito cominciano a fare la neve in altura e anche qua in Alleghe avremo di solito -5, -4 di mattina. Questi sono casi eccezionali, queste temperature qua, girare con la giacca aperta. Non sappiamo se viene tanta neve, essendo che sono tutte queste piante cadute, non faranno mai più barriera per le valanghe o per lo smottamento delle nevi, no?
quello del prossimo pensiero, perché nei prossimi mesi abbiamo quella preoccupazione. Qua così, quanto Caprile, come i nostri comuni limitrofi che hanno problemi anche più grossi, che hanno problemi idrici, che quello è ancora peggio, perché senza acqua non fai più niente. Corrente, un gruppo, sa, in montagna, come ha detto lei, i montanari in qualche modo lo fanno perché abbiamo le stufe a legna, per scaldare l'acqua con la legna si scalda e l'ambiente ci si può tirare avanti, ma senza acqua dove vai a prenderla? Dove è potabile? Devi fare tutto, uno sforzo enorme per la gente e abbiamo tanta gente anziana, perché con la scusa dello spopolamento abbiamo tanti anziani, allora quei giovani devono fare il triplice sforzo per bisogna aiutare anche queste persone qua. Ecco qui dove avete visto questi ammassi di ghiaia e di pietre, dove l'assessore prima ha detto che c'era il parcheggio per le macchine, c'era anche una piccola spiaggia che è stata naturalmente spazzata via dalle onde, dalla grande violenza dell'acqua che scendeva dalla montagna. Ecco, siamo sempre sul lago di Alleghe e qui vediamo ancora un ammasso di tronchi, di detriti che il fiume ha portato giù, ha portato al lago, ha spazzato via quello che era un posto da sogno, che però verrà senz'altro rimesso in funzione in poco tempo dagli abitanti della zona. Qui la protezione civile sta lavorando con il massimo impegno, come i vigili del fuoco, come i volontari che ci sono, poi interverranno gli alpini. Non c'era prima fango, c'è l'erba? Come inutile, è una domanda anche retorica, ma chiederti come hai vissuto questi 4-5 giorni passati in un ambiente disastrato come questo? Non so che dirti, alla fine uno ci si adatta perché la luce manca, per fortuna noi abbiamo l'acqua, ma 4 giorni senza luce, abbiamo dato una mano in giro, ad esempio qua sul lungolago è tutto pieno di fango da pulire e sì, insomma, pian piano una cosa dietro l'altra ci si dà una mano. Mi sembra che tu sei uno dei volontari che ha aiutato i tuoi paesani, insomma. Quel che ho potuto, ho dato una mano all'albergo e basta, adesso vedo se hanno bisogno di un altro albergo dove lavoravo. Sì, abbiamo visto che si è salvato il palazzetto del ghiaccio, tu lo frequentavi? Ogni tanto sì, per fortuna sì, lì il lago è uscito e da quello che ho capito non l'ha raggiunto e almeno quello si è salvato. Tu vivi qui, hai vissuto vicino al grande disastro che ha fatto, stiamo vedendo il fiume pieno ancora di tronchi, abbiamo visto i torrenti che stanno venendo giù in maniera ancora paurosa. Tu l'inizio, cioè ti ricordi il momento di più grande disagio che hai vissuto? Probabilmente la parte tra la prima notte e la giornata che iniziava, perché la prima notte la luce è sparita di colpo, c'era un vento terribile fuori, sì, non si poteva uscire ovviamente, e poi la mattina dopo ci siamo trovati con i boschi distrutti, un paesaggio completamente nuovo, i cavi della luce tranciati e sì, probabilmente è stato quello il momento più, non so come dire, anche commovente, sì, perché è un paesaggio che abbiamo visto per tutta la vita, in un istante è sparito, sì, sì. Guarda che... Qui vediamo proprio sul lago, all'inizio del lago, dove c'è il fiume che scende, che alimenta questo lago qui. La potenza, qui la possiamo immaginare, e non la possiamo vivere di persona, ma immaginare la potenza che c'è stata nel momento più cruciale. Noi abbiamo visto
che ha portato giù dei detriti, degli alberi, della sabbia, delle pietre che abbiamo visto prima. Adesso il lago è calmo, qui sembra un'oasi di pace, ma uno scenario che probabilmente chi lo vede adesso e lo conosceva da prima vede uno scenario completamente ribaltato, completamente diverso dall'originale. Ecco, qui siamo al centro di Caprile, e qui è, penso, il punto più disastrato che noi abbiamo visto fino adesso, e lo vediamo tutto intorno, tutti gli alberi crollati, sradicati, spezzati. L'intervento, penso, immediato della protezione civile e dei vigili del fuoco hanno fatto sì che questo dramma non diventasse ancora più forte e che non facesse ancora più danni. Veramente bravi ai vigili del fuoco, bravi alla protezione civile, bravi ai volontari. Sentiamo gli elicotteri che continuano a girare e a portare assistenza ai punti dove non sono raggiungibili con le auto, perché qui poco più avanti, qui non si va più avanti, qui è chiusa la strada, non si può più procedere. Perciò se si vuole raggiungere il paesino più vicino per dare assistenza devono farlo solo con l'intervento degli elicotteri. Lei vive qui? No, più a valle. Però lei ha sentito il momento più brutto di qualche giorno fa, quando è venuto. Sì, ma noi abbiamo la casa proprio vicino all'argine del Cordevole. La paura è stata tanta, tantissima. Che dire? Adesso si trova qui da parenti? No, siamo venuti a fare un giro per vedere. Certo che posso dire che siamo più fortunati noi che di persona che certe altre zone, insomma. Come ha vissuto questo io buona esperienza del 66, che lavoravo a Ceccenighe. Oh, puoi immaginarsi che esperienza che questa cosa qua è stato un disastro dei boschi, roba così. Ma come, cioè, del 66 è arrivata la neve a Oscan. Io lavoravo, facevo il panettiere a Ceccenighe, a Oscan la mattina è arrivata la neve là, e poi è venuto aria calda, piova e là è successo quel che è successo, insomma. Allora lei dice che è andata bene? Siamo stati abbastanza fortunati. Ecco, a me piace perché anche la signora che abbiamo intervistato prima parla di fortuna. No, in un momento drammatico come questo voi siete ottimisti. Sono stati abbastanza fortunati, insomma, ecco, perché guardando certi casi è proprio da piangere, ecco. Ma insomma, anche questa è andata bene, per fortuna. Gianni, noi abbiamo intervistato delle persone del luogo, tu stamattina ci stai dando una grossa mano, hai fatto le immagini dei filmati e delle foto, e tu che sei del Bellunese, tu che abiti da queste parti, il sentire questa positività delle persone è perché per me, siete ottimisti? Sì, è una grande forma di ottimismo questa, da parte specialmente degli anziani, che quelli che abbiamo intervistato sono sempre ottimisti, si vede che hanno vissuto qualche esperienza negli anni e quindi sanno benissimo che si può fare ordine a questi eventi, diciamo, scusami. No. Insomma, questa è la forza, sì, dei bellunesi e degli agordini. Bravi, complimenti. Siamo ancora qui sul lago di Alleghe e c'è una strana calma, c'è una ferma piatta dell'acqua e stiamo vedendo la ripresa della vita. Vediamo i cigni e le anatre che stanno ricominciando a vivere questo momento di tranquillità,
perché si spera che la bufera sia finita dopo quello che abbiamo visto, i disastri che abbiamo notato qui intorno, gli alberi sradicati col vento a 180 km/h, sembra sia ritornata la calma. È l'augurio che noi facciamo agli agordini, agli abitanti dell'area.